Buongiorno, stiamo comodi. Pubblico Ministero. Campione Andrea. Cocuzzo Nunzio. Di Bella Gaetano. Guttà Bruno. Madonia Giuseppe. Mangion Giuseppe del 59. Marciante Filippo. Morales Francesco. Pastura Carlo. Puglisi Domenico. Rapisarda Giovanni. Rapisarda Giovanni. È presente. Rigano Filippo. Romeo Francesco. Santa Paola Vincenzo del 69. Santocomo Carmelo. Sciuto Sebastiano. Signorino Sergio. Strano Mario. Tropea Francesco. E Tusa Francesco. Allora signori, prima di tutto ci sono problemi per la costituzione delle parti? Sì. Il motivo per cui non c'è stata possibilità di fare l'udienza antimeridiana di oggi, come è noto, è riconducibile al fatto che prima si sono dovuti fare dei lavori per adibire il sottopasso a ciò che è destinato, e poi perché c'è stato un blackout di corrente elettrica e abbiamo dovuto attendere che si ripristinasse l'impianto. Il collegamento con Roma, per favore. C'è la signora? Buongiorno. Campanelli Cesira. Prego? Campanelli Cesira. Mettiamo la verbale che è stata nominata dal Presidente del Tribunale per il collegamento in teleconferenza. E poi dobbiamo dare atto della presenza degli avvocati, dunque l'avvocato Marchese, l'avvocato Antilla, l'avvocato Attanasio, le avvocatesse Danna e l'avvocatessa Cicero in sostituzione dell'avvocato Amato e Colonna. Il Presidente è Auteri in sostituzione dell'avvocato Pulisano. Sì. Poi l'avvocato Napoli, c'è l'avvocato Guzzone, l'avvocato Rocca e l'avvocato Vienti in sostituzione di Falcone, in difesa di Campione Andrea. l'avvocatessa Danna in sostituzione dei difensori non presenti in aula. Debbo ancora... Sì, Presidente, sostituisco anche per delega l'avvocato Carmelo Calì. Sì. Devo dire ancora che nella copia del verbale dell'udienza di ieri che mi è stata data non vi è riferimento agli imputati Barcella Giuseppe e Pavone Emanuele, e quindi in questa sede devo ribadire che si tratta di imputati la cui posizione è stata separata da questo processo. Era stato detto, però nella copia che mi è stata data del verbale mancavano questi due nomi. Dopodiché mi pare che poiché siamo in ora in cui non può iniziare l'udienza, dovremmo sospendere e darci appuntamento per le 15:30 del pomeriggio. Va bene, signor Giammarini, ci rivediamo alle 15:30 del pomeriggio.
Sì, Presidente. Grazie. Adesso avviso io l'escorto. Prego? Sì, la ringrazio. Quindi possiamo togliere il collegamento per il momento, se non c'è altro. E per quanto riguarda gli interventi degli avvocati, sono previsti dall'avvocato Guzzone e dall'avvocatessa Danna. Dico, dovrà intervenire oggi pomeriggio per l'avvocato Calì, mi pare. Sì, quindi l'avvocato Guzzone, l'avvocatessa Danna e non so chi si presenterà poi avrà facoltà di intervenire. Allora signori, buongiorno e ci rivediamo alle 15:30. Sì, ma lei ha scritto qualche cosa? Stiamo comodi. Allora, avvocato Guzzone, chi è che le interessa di sentire per primo? Avvocato Rocca? Chi ha interesse che sia sentito per primo? Samperi, Carcagnolo e Pattarino credo siano i miei, sì, Presidente, se è possibile. Samperi? Carcagnolo e Pattarino credo siano lei. Allora, il signor Samperi, Claudio, è disponibile? Mi date il collegamento? Dottoressa Vonia. Signora Campanelli? Sì. Mi sente? Può introdurre il signor Samperi Claudio? Che lo sento tanto, perché non ce l'ho io. Qui non c'è Presidente Samperi. C'è il signor Gargagnolo? Gargagnolo sì c'è. Introduciamo Gargagnolo Carmelo. Gargagnolo Carmelo, può introdurlo, sì. Un foglio per me c'è? Non c'è un attimo. Sì. Un quadro complessivo. Signor Fede. Io solo per mettere quelle cose avrei perso anche qui. Sono gli scontri. Le posizioni. Le pagine in cui parla lei. Signor Presidente, è presente il signor Gargagnolo Carmelo. Sì, se possiamo attuare il collegamento video. Perfetto. Deve dirci, la signora ci deve dire chi altri è presente nell'aula dove si trova il signor Gargagnolo. Signora Campanelli? Sì? Mi dovrebbe dire chi è l'altra persona presente nell'aula dove si trova il signor Gargagnolo. Presente. Come? Non c'è nessuno presente, signor Presidente. Allora, silenzio in aula. La persona che è stata sinora presente nell'aula è stata esclusa? Sì, c'è il signor Gargagnolo Carmelo.
poi c'è lei. Ora, sino a qualche minuto fa era presente nell'Aula una terza persona, dico, ci dobbiamo assicurare che sia esclusa dall'Aula. Lei me ne dà assicurazione? Sì, non c'è nessuno presente in aula. Di collaboratori nessuno, Presidente. Non dei collaboratori, di persone, signora, di altre persone le sto chiedendo. Oltre a lei e al signor Grancagnolo. No, Presidente, non c'è nessuno, soltanto io e l'imputato. Va bene. Il signor Gargagnolo. Qui in quest'Aula è presente l'Avvocato Rocca per il signor Grancagnolo. Allora, le sue generalità, signor Grancagnolo, parli vicino al microfono. Grancagnolo Carmelo, nata a Catania il 9/12 del 1949. Intende rispondere alle domande, signor Grancagnolo? Sì, rispondo. L'avvocato Guzzone può procedere. Signor Grancagnolo, lei conosce l'avvocato Guzzone, difensore di Campanella Alfio. Lei conosce Campanella Alfio? Avvocato, gentilmente se può parlare più forte mi usa una grande cortesia che non l'ho sentito. Sì. Lei conosce Campanella Alfio? Conosco Campanella Alfio, il cugino di Calogero Campanella. E a sua conoscenza se questo Campanella Alfio abbia commesso dei reati per conto della cosiddetta contestata Fulania Santa Paola? Io vi posso dire che Campanella Alfio gli faceva l'autista a Calogero Campanella. Quando io andavo a parlare per il discorso della droga o dei vari altri reati delinquenziali, il Campanella Alfio ci dava un appuntamento e la sera ci incontravamo e mi dava anche la droga. Dico, ma oltre che la sera si incontrava davanti al laboratorio, le risulta a lei personalmente, anche per segreteria, sa, se abbia commesso qualche reato per conto del contestato Fulania Santa Paola? Ma reati di che cosa? Reati di sangue, reati di droga? Che reati parla lei, avvocato? Questo lo deve dire lei, se risulta a lei che abbia commesso qualche altro reato. Presidente, mi scusi, la contestazione suppletiva riguardava la droga, sì, quindi È ammissibile la domanda, signor Pubblico Ministero, perché è prodromica ad altre domande. Può rispondere, signor Grancagnolo? Può rispondere? Vi sto dicendo, io conosco Campanella Alfio. Mi faceva l'autista suo cugino Campanella Calogero. Quando io andavo a parlare con Calogero Campanella per il discorso di incontrarmi per darmi la droga, la sera me la faceva dare da suo cugino Alfio. Io lo conosco benissimo, quando io andavo a parlare con Campanella di altre cose, incontravo aspetti un momento, signor. Dove sai, non c'è, sai, vieni, ora aspetta, ora sta arrivando, per imputati viene stasera. Allora, vuole riproporre la domanda, avvocato Guzzone? Signor Grancagnolo, ascolti la domanda e cerchi di rispondere in maniera pertinente. Dunque, lei ha risposto per ben 2 volte con la stessa risposta. La domanda specifica è questa: oltre questi appuntamenti, la sera davanti e via di seguito, le risulta se oltre questi appuntamenti per determinati fatti che poi ci spiegherà abbia commesso qualche reato specifico, dico, altro tipo di reato, il codice penale è pieno di reati. Lei si immagini un reato qualsiasi e le risulta se ne abbia commesso uno. Ma avvocato, che reato ci posso dire attraverso di Campanella Alfio quando io gli sto dicendo che se io dovevo parlare con suo cugino e lui, va bene così, va bene, signor Grancagnolo, nella stalla dei cavalli quando suo cugino voleva parlare con me o mi cercava di parlare con me. Gli sto dicendo quando io contrattavo con suo cugino per discorso della droga, la sera me la dava lui. Non insisto, Presidente. È chiaro che la risposta è negativa. Non insisto. Dunque, che questi appuntamenti della sera, perché? Per quale motivo, per quale ragione? Lo vuole spiegare, per favore? Avvocato, mi può ripetere gentilmente la domanda perché non l'ho capito, qua si sente poco bene. Lei ha parlato di appuntamenti... Non si sente qua per niente, avvocato, gentilmente. Signor Presidente, qua si sente troppo male. Cercherò di soddisfarla, ascolti. Dico, lei ha parlato di appuntamenti... Presidente, mi scusi, c'è la segretaria che non si vede in video, se... La signora Campanelli, per favore.
sospendiamo. Può procedere, avvocato, ripeta la domanda. Dunque, signor Cargagnolo, lei ha parlato di appuntamenti in ora serale con l'Alfio Campanella, ho capito bene? Sì. Sì, senta, perché questi appuntamenti? La ragione di questi appuntamenti serali? Piano piano, se può rispondere, piano piano. Se posso rispondere attraverso dove noi ci incontriamo con Alfio Campanella quando mi dava la droga? Sì, che sta dicendo questo? Quanto io cercavo che lui mi veniva a cercare, quanto io cercavo suo cugino e non c'era, che mi dava degli appuntamenti, non so, avvocato. Sì, vabbè, ascolti, ma in questi appuntamenti serali che avevano per oggetto la consegna della droga? La consegna della droga, alcune volte guardi me l'ha data nella via dello Scelza, alcune volte me la dava in qualche travesta di Vicanella, alcune volte in qualche travesta di Ognina, alcune volte facevamo finta che prendevamo l'auto e mi consegnava la droga, io me la mettevo nella mia macchina, lui si metteva nella sua macchina. Alcune volte qualche volta mi sono portato anche Rocco Di Paola sulla zona di Scelza, Figarazzi, che ci incontravamo là e mi dava la droga, la mettevamo nella macchina di Rocco Di Paola e poi la portavamo dove noi nascondevamo la droga. Perché la macchina dove era lei la guidava Di Paola. Come? Lei ha nominata Di Paola, la macchina, lei era guidata, la macchina dove viaggiava lei, la guidava Di Paola. La macchina dove viaggiavo io che cosa, avvocato? Lei ha detto che assieme a Di Paola, talvolta era assieme a Di Paola, dico perché la macchina la guidava Di Paola. Alcune volte ci andava con la macchina di Rocco Di Paolo, alcune volte ci andavo io anche con la mia macchina. Quindi lui aveva la sua macchina, io aveva la mia macchina e ci facevamo la scorta reciprocamente attraverso dei tutori dell'ordine. Cioè vi davate un passaggio reciprocamente, se ho capito bene. Come? Vi accompagnavate assieme o nell'una o nell'altra macchina, intende dire questo? Alcune volte si prendeva e si metteva nella mia macchina, alcune volte si metteva nella macchina anche di Rocco Di Paola. Grazie, esatto. Senta, ci vuole riferire il periodo in cui avvenivano questi scambi? Cioè questi scambi, il periodo? Ne posso dire, guarda, i primi mesi del 91, nel 90, questi periodi qua. 91, 90. Come? Nel 91 e nel 90, oppure intende dire 90-91 perché è incerto? No, dico sia nel 90 sia nei primi mesi del 91, avvocato. Sì, esatto. Senta, nel mese, cioè nell'anno 90, quante volte è avvenuta questa consegna di sostanze stupefacenti? Quante volte? Quante volte ci siamo incontrati? Cioè, attraverso che mi dava la droga o attraverso anche di altre cose? No, della droga parliamo, solo della droga. Ma che gli posso dire? Ci siamo incontrati tante volte, avvocato, tante volte, posso dire 4, 5 volte, 3 volte, 6 volte. Ci siamo incontrati molte volte, avvocato. Molte volte nell'arco dell'anno 90, intende dire questo? Negli anni 90, negli anni 91, nella fine dell'89. Avvocato. Aspetti, Cargagnolo, ascolta, cerchiamo di puntualizzare le cose. Lei ha detto tante volte, 6, 7 volte, 5 volte. Io intendo dire, se lei lo può ricordare, nell'anno 1990, quante volte? E che ci posso dire? 4, 5, 6 volte, 7 volte, non lo so, avvocato. E che posso specificare quante volte ci incontravo? Io ci incontravo sempre, quasi tutti i giorni. Però bisogna vedere. Quindi, cioè, ci dobbiamo fermare a 7 volte in un anno, oppure continui lei? Avvocato, ci possiamo fermare a 7 volte, ci possiamo fermare tutto l'anno, io mi ci incontravo tutto l'anno. Quindi allora... Bisogna vedere, avvocato. Senta, io sono chiaro, lei ha detto, gliel'ho ripetuto la domanda, nell'anno 1990 lei ha detto 4, 5, 6, 7, poi l'ho fatto questa domanda, a 7 volte lei si ferma oppure ancora può continuare tutto l'anno, significa 365 volte? Ma 365 volte mi sono incontrato magari attraverso discussioni, attraverso che loro mi cercavano, attraverso di altre cose, attraverso per fargli un appuntamento, per avere altri incontri. Che vuol dire, avvocato? Io sempre mi incontravo, diciamo, con il gruppo di Campanella. Sì signore, senta, ora cerchiamo l'anno 91. Quante volte lei si è incontrato per la consegna, cioè per questo scambio di sostanze stupefacenti nel 91? E 91 i primi mesi, perché poi a maggio mi hanno arrestato, avvocato. No, non lo so, ma lei cerca di quantificarlo quante volte ha avuto la droga da parte di Alfio Campanella.
Quante volte? Lei quando è stato Non l'ho capito, avvocato, per ripetere la domanda gentilmente, grazie. Sì, ascolta, lei nel 91 è stato arrestato. Io sono stato arrestato in maggio del 91. Nel maggio del 91. Quindi lei ha detto che ha avuto questa droga da parte di Affio Campanella nell'anno 90-91, ho capito bene? Nei primi mesi del 91 ci ho detto, avvocato. Quindi ora nei primi mesi del 91. In questi primi mesi del 91, guarda, ora lei dice siamo tra inverno e primavera, è l'inizio della primavera. Senta, quante volte lei è stata consegnata da Campanella della droga a lei? In questi 3 non mesi? ci posso dire se sono stati 3 volte, 4 volte, avvocato, non mi ricordo con esattezza. Gli posso dire che più di una volta ci siamo incontrati, più di tante volte abbiamo preso della droga. Non ci posso stabilire, giustamente, non so se è stato 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte, questo non mi faccio a stabilire questo qua. Perché c'era un filone continuo attraverso la droga o attraverso altre cose. Perciò, giustamente, non è che posso pensare quante volte nei primi mesi del 91 il Campanella mi ha consegnato la droga o nel 90 o nella fine dell'89, posso stabilire quante volte mi hanno dato la droga, perché c'era un feeling che ci incontriamo quasi tutti i giorni, 2 volte, 1 volta, 3 volte al giorno. Certo, quello non ha importanza, ma per noi può avere importanza. Senta, ma almeno una sola volta, di tutte queste tante volte, non c'è un accadimento, un particolare che colleghi questa consegna, un fatto particolare, un incidente automobilistico, un onomastico suo, uno schiaffo che lei ha dato, un calcio ha dato a un vicino di casa, può collegare almeno la consegna di una volta a un accadimento di sua memoria? Avvocato, mi scusi, lei mi sta facendo queste domande di schiaffi, non schiaffi, qual è il motivo di dire questo particolare? Io non mi ricordo episodi, se mi ricordavo episodi mi dicevo, senta, quella sera è successo questo episodio e c'era l'autobus, ha investito una bambina o una macchina, o non so, ci trovavamo alla fermata dell'autobus mentre che eravamo là, è passata la gazzella dei carabinieri o della questura, non mi ricordo questo episodio, cioè come faccio a dirgli a lei se mi devo ricordare qualche episodio? Mi posso ricordare gli episodi delinquenziali che io mi compravo la droga e loro me la vendevano. Senta, rimaniamo al E che mi posso ricordare questi episodi? Senta, lei si ricorda quando si è sposato? Lei è sposato? Lei è ammogliato? Non l'ho capito, avvocato. Lei è sposato? Intendo dire, mi risponda, lei è sposato, sì? Io sono sposato? Se sono sposato io, avvocato? Sì, è una domanda semplice, lei è sposato, ha contratto nozze in vita sua? Io non sto capendo niente, si sente troppo male. Ascolti, io per esempio... Avvocato, qua si sente troppo male, non sto capendo la domanda che mi fa. Cosa ci devo rispondere alla domanda che mi sto facendo, che io qua non lo capisco, si sente troppo male. Ascolti, io mi sono sposato a 49 anni, me lo ricordo. Avvocato Coggione, scusi, avvocato Coggione, ripeta la domanda, la seconda domanda. Mi dica, lei si ricorda il giorno in cui ha contratto matrimonio? Avvocato, si può avvicinare vicino al microfono, gentilmente? Le sto fatto una domanda semplice, si ricorda la data del giorno del suo matrimonio? Il giorno del mio matrimonio? 9/2 dell'80, però ho fatto la fuga con mia moglie il 5 e 4 agosto del 77, avvocato. 5 e 4 agosto, sia più chiaro. Ho fatto la fuga con mia moglie il 5 agosto e il 4 agosto del 77. Mi sono sposato il 9/2 dell'80. Se lo ricorda bene, questo sì. E poi che si c'entra questo discorso? Vabbè, avvocato, giustamente. Senta, lei ha dei figli? Io ce n'ho 4. Senta, il primo figlio quando è nato? Quando è nato il suo primo figlio? Vuole un aiuto da parte mia? Quando è nato il suo primo figlio? Non l'ho capito, avvocato. Il suo primo figlio quando è nato? Il mio primo figlio? Sì. La prima è nato l'1 ottobre dell'88 e mi è morta, la seconda mi è nata il 7 ottobre del 79, cioè diciamo che ora è il primogenito, la seconda Tiziana
mi è nato il 26 agosto dell'80, Giuseppe mi è nato il 27 settembre dell'82, la quarta mi è nata il 5/11 dell'88, avvocato. Benissimo, senta, lei ricorda di aver fatto una dichiarazione su Alfio Campanella a Torino, si ricorda, sì o no? Se ho fatto delle dichiarazioni... Se lei è stato interrogato con riferimento alla posizione di Campanella Alfio, anche all'udienza che abbiamo tenuto a Torino, si ricorda di questo? Se non ho parlato di lui? Dico che lei ha reso una dichiarazione a Torino con riferimento a Campanella Alfio. Lei si ricorda che è stato fatto tante domande su Campanella Alfio e lei ha risposto? Lei avvocato, anche dichiarazione, anche verbale ho fatto su Campanella Alfio. Senta, se lei ritiene di essere stato, questo è un suo giudizio, sincero nella dichiarazione resa a Torino, lei la conferma oggi quella dichiarazione? Avvocato, tutte le mie dichiarazioni che ho fatto attraverso l'autorità giudiziaria mi credi che sono stato sincero, perché non ho niente che guadagnare, io parlo della verità mia delinquenziale che ho fatto, il male che ho fatto, il male che mi hanno fatto fare, avvocato, perciò la mia è la sincerità che parla, la mia onestà. Perciò vi ribadisco che è solo sincerità e semplicità che parlo attraverso di quello che dico, avvocato. Altri interventi? Interventi di altri difensori non c'è? Il pubblico ministero ha domande? Sì. Signor Grancagnolo, cortesemente risponda parlando piano piano perché altrimenti non si percepisce bene la sua voce. Lei ha fatto riferimento ad un episodio in cui avrebbe ceduto sostanze o acquistato, ora non ricordo bene, dal Campanella Alfio in presenza di Paola Rocco. È così? Sì. Ecco, ce lo vuole ricordare? Alla consegna. Cioè, era lei alla consegna, mettiamo, io andavo di Campanella, gli dicevo, senti, mi mettiamo 100 grammi, 200 grammi, mezzo chilo di droga. Allora, giustamente, chiamavo suo cugino, mi mettevo d'accordo con suo cugino e ci davamo l'appuntamento, mettiamo, dice, vediamoci a Figarazzo, vediamoci alla Cezza di Catania. E allora, sai, ci vediamo alla fermata, facciamo finta che prendiamo l'auto, e una sera, in questa occasione, c'era anche Rocco Di Paola, che lui era proprietario di una Renault 4 bianca, lui era con la sua macchina, io ero con la mia macchina, e allora la droga Rocco Di Paola gliel'ho fatto mettere nella sua macchina, come ci ha consegnato la droga noi ce ne siamo andati e l'abbiamo nascondere dove noi avevamo, diciamo, questi nascondigli per nascondere la droga. Ecco, parli più piano, cortesemente, meno veloce, voglio dire. E questo incontro con Campanella Alfio e con Di Paola, dove è avvenuto? Se lo ricorda? Della Cezza. Nella zona della Cerza? Sì. E dove sarebbe la zona della Cerza? La Cezza sarebbe, prima di arrivare a Figarazzo, è un quartiere, no? Che si chiama così, una zona, la Cezza. Ho capito. E ci siamo incontrati là, attraverso che c'avevamo l'appuntamento alla fermata dell'auto. E allora dice, facciamo finta che prendiamo l'auto, dice, poi quindi si trova, mi scusi, l'autobus... Abbiamo fatto così. Si è messo là nella fermata dell'auto Rocco Di Paola vicino alla sua macchina, lui scende, gli dà la droga e ce ne siamo andati. Mi scusi, lei era con Rocco Di Paola nella macchina? No, io ero con la mia macchina, Rocco Di Paola con la sua. E il Campanella come si trovava sul posto? Non mi ricordo, con la sua macchina. Non mi ricordo che tipo di macchina, se era una 1 o una Y. E quindi ha preso in consegna questa sostanza dal Di Paola, è così oppure no? Lui ha dato la consegna della droga a Rocco Di Paola. Quindi la droga ce l'aveva Campanella, Campanella la dà a Rocco Di Paola, è così? Sì. Lei ha parlato di fermata di autobus, era un autobus di città o un autobus... Autobus che vanno di città. Quello di città. Che sostanza era quella? Era eroina. In che periodo esattamente questo episodio è avvenuto? Il periodo mi sembra questo è stato nel 90. E l'appuntamento chi l'aveva preso? L'appuntamento io andavo là alla torrefazione a Picanello, no?
E parlava con Gallo chiamava suo cugino, sarebbe Calogero Campanella, chiamava suo cugino e dice mettiti d'accordo col Carmelo dove ci devi dare, non mi ricordo allora se è stato a 200 grammi o 300 grammi o mezzo chilo, questo con esattezza non me lo sto ricordando. E allora ci siamo messi d'accordo io e lui e dice ci vediamo alla fermata dell'autobus sulla strada della Cezza. E come l'ha convocato, come l'ha chiamato Carletto Campanella, Calogero Campanella, come si è messo in contatto con suo cugino? No, perché lui ci faceva l'autista, lui era sempre là, in presenza di lui. Ho capito. Lui era sempre presente. E altri episodi di cui lei ha detto così genericamente, che quantitativi di droga e quale qualità di droga riguardano? Guarda, io prendevo da lui, prendevo cocaina, prendevo eroina, però a livello no, dai chili, 300, 200, 400, mezzo chilo, al massimo. Lei sa che attività svolgeva il Campanella Alfio? Si portava la macchina a suo cugino, perché lui dico... era sprovvisto di patente, allora è nato il decreto che i soggiornati potevano fare anche il soggiorno della località dove avevano la residenza, ecco, lui ci faceva l'autista a suo cugino Carlo. Le ho chiesto una cosa diversa, dico che attività lavorativa, svolgeva un'attività lavorativa questo Campanella Alfio? Guardi, quando me lo ricordo io, prima di uscire Callo, questo qua lavorava, mi ricordo sempre sulla via Caduta del Lavoro, che aveva un'attività, non mi ricordo che tipo di attività che faceva, me lo ricordo questo benissimo, che quando è uscito poi suo cugino si è messo a farci l'autista a suo cugino e giustamente tutti i contatti, e poi se mettiamo suo cugino mi doveva parlare, lui mi veniva a chiamare alla stalla, se io dovevo parlare con suo cugino e non lo trovavo mi diceva bene adesso le 7, le 8 lo trovi qua, glielo dico io che ci deve parlare. Ecco, di fronte alla torrefazione Lorrè c'è un negozio dove c'è qualche negozio in particolare, lei ricorda? Sì, mi ricordo benissimo che c'è un negozio, c'è anche un biliardo, alcune volte ci mettevamo lì dentro per non ci fare vedere se passava il tutore dell'ordine, che io aspettavo per parlare con suo cugino. Mi scusi, dove vi... Alcune volte dentro il biliardo pure ci mettevamo lì dentro. Ecco, lei sa se di fronte c'è un negozio dove vendono materassi? Ma c'è un negozio che vendevano dei materassi, delle scappiere, non mi ricordo se c'era qualche articolo da spiaggia pure. E questo negozio sa a chi appartiene? No. Signor Grancagnolo, il Campanella Alfio quando l'ha conosciuto? In che anno l'ha conosciuto? Io l'ho conosciuto, che gli posso dire, se è stato prima che usciva suo cugino, che ci incontrava a mare nel Lito Porto San Giovanni, a Porto San Giovanni di Cutini. Poi ho saputo che era il cugino di Campanella perché... Da chi l'ha saputo che era il cugino di Campanella? Di chi l'ho saputo io? Da chi? Abbiamo preso un rapporto di conoscenza così e si parlava che era il cugino di Calletto. E quindi questo quando sarebbe avvenuto? Come anno? Che si frequentava, diciamo, questi liti di Porto San Giovanni. E quindi come anno? A San Giovanni di Cutini. Signor Grancagnolo, come anno, quando sarebbe avvenuto? Come anno di questa conoscenza con lui? Sì, sì. Ma non mi ricordo con esattezza se è stato nell'85, così, non mi ricordo, guardi, con esattezza. E poi il Calogero Campanella invece quando uscì dal carcere? Campanella? Sì. Campanella mi sembra che è uscito nell'88, una cosa del genere. Nell'88. E dei rapporti del Campanella Alfio con l'organizzazione e con il cugino Campanella Calogero, quando ha avuto conoscenza lei per la prima volta? Quando Campanella è uscito, gli posso dire che ha ritardato anche andarsene a soggiorno. Poi se n'è andato a soggiorno, mi sembra che era sulla zona di Bologna, non mi ricordo con esattezza se era quelle zone là. Quando Campanella alcune volte veniva a trovarmi nella stalla dei cavalli, diciamo di Piazza Nettuno, dove c'è la giostra, le bar e la tavernetta, veniva sempre con suo cugino.
Allora, in questa occasione, l'ho conosciuto precedentemente, in questa occasione che lui gli faceva l'autista a suo cugino, perché lui non si poteva spostare perché non c'aveva la patente della macchina. Poi attraverso queste cose qua, quando lui si è fatto il soggiorno, diciamo, che ci hanno dato il soggiorno a Catania, e allora per copertura c'era il discorso che lui se ne andava la torrefazione o aveva una quota, o questo io non lo so, non sono entrato mai in merito. Giustamente quando Calletto mi doveva parlare mi mandava lui a chiamarmi, alcune volte mi ha mandato anche Salvatore Cristaldi a chiamarmi, alcune volte sempre lo stesso ci andavo io a parlare con Campanella, se non c'era lui mi diceva sai ritorna all'una e fuori, sai vieni stasera o vieni domani, per oggi non vieni. Ascolti, in tante occasioni ho conosciuto Alfio Campanella. Ascolti, quando lei ha saputo che il Campanella Alfio faceva parte dell'organizzazione? Ascolti, questo non l'ho saputo, signor Pubblico Ministero, l'ho saputo attraverso questi incontri. Un momento, Grancagnolo, un momento. La domanda è quando ha saputo che faceva parte, questo non ha dato risposta che si intendesse che facesse parte del Pubblico Ministero. Sì, però dimentichiamo che Grancagnolo ha già reso le dichiarazioni sul Campanella. Le dichiarazioni in caso di contestazione, lei faccia le domande, poi l'ultima parola aspetta la difesa. Se è da fare le contestazioni la faccia come contestazione, non come domanda. Ma io non ho da fare una contestazione, io ho fatto una domanda, se la Corte l'ammette. Non risulta, non l'ha detto mai che fa parte in questa udienza. In questa udienza. Se ritiene di cambiare la domanda il Pubblico Ministero. Chiedo scusa Presidente, non l'ho sentita. Se ritiene di cambiare la domanda. Lei sa se il Campanella Alfio faccia parte di qualche organizzazione, signor Grancagnolo? Certo che fa parte dell'organizzazione di Santa Paola e fa capo nel gruppo di suo cugino Calogero. Premesso questo, signor Grancagnolo, lei quando ha saputo per la prima volta e da chi che il Campanella Alfio faceva parte dell'organizzazione del Santa Paola? L'opposizione, poverito signor Presidente, poiché può dare la risposta qualsiasi da chi l'avrebbe appreso. Formule la domanda diversamente. Non l'interrogativo. No, io ritengo che invece l'indagine non debba essere fatta in questa sede perché stiamo trattando di una materia completamente diversa da quella per cui abbiamo convocato Grancagnolo. Su questa c'è stata già un'indagine e non era stato chiesto controesame. Qui stiamo parlando del traffico delle sostanze. Può essere anche ritenuto inutile, Presidente, tuttavia proprio perché si sta trattando di uno specifico reato, io chiedevo di conoscere quando è avvenuto questo momento del rapporto più vicino fra il Grancagnolo e il Campanella Alfio, proprio sotto il profilo degli stupefacenti, Presidente, proprio sotto questo profilo veniva posta la domanda. Comunque manca ancora un passaggio. Cioè lui sa e quindi manca il passaggio come sa e poi tutto il resto, insomma. Se ritiene ma questo io l'ho chiesto, approfondire. Ma questa domanda l'ho fatta da come sa che fa parte dell'organizzazione, Presidente. L'ho chiesta anche poc'anzi. Allora non ho seguito io. Ho chiesto da chi l'ha saputo. Ma da quale organizzazione? Poi parliamo di stupefacenti, solo di stupefacenti, eccellentissimo signor Presidente. Solo di stupefacenti. Solo di stupefacenti, perché la contestazione concorrente è solo stupefacenti. Allora il Pubblico Ministero, se intende approfondire le indagini, deve essere più specifico con riguardo al motivo dell'ammissione dell'esame e controesame. Quando il signor Grancagnolo ha saputo che il Campanella Alfio si occupava di stupefacenti per conto di Campanella Calogero? Allora, quando io andavo da Campanella Calogero, il discorso della droga, che lui mi dava i vari appuntamenti attraverso suo cugino per la consegna della droga e mi diceva anche se io non ci sono, il discorso dei soldi li dai a mio cugino. Attraverso che giustamente se io non ci sono e tu mi devi parlare, parla con mio cugino. Ascolti Grancagnolo, quindi l'ha preso Grancagnolo perché mio cugino fa parte a me, al mio gruppo. Non ho altre domande, Presidente. Avvocato Cuzzò. Sì, due domande soltanto, signor Presidente. Senta, lei ha detto che prima che svolgesse la mansione di autista al cugino,
Lei ha detto che il Campanella Alfio gestiva un negozio, un colorificio, ho capito bene? Sì, avvocato. E quindi questo colorificio che lei ritiene che abbia gestito fino a quale anno? No, dopo l'uscita del cugino si è dedicato semplicemente solo all'attività che faceva il cugino, ha lasciato la sua attività diciamo che pulita e è entrato nell'ambiente diciamo delinquenziale, avvocato. Quindi dopo perché ci portava la macchina e c'erano questi incontri con me o con altri personaggi. Sì, quindi ho finito. Quando non c'era Callo ci chiedevo quando lo poteva trovare o lui mi veniva a chiamarmi, ci ribadisco, per incontrarmi con il suo cugino. Quindi cessa questa attività di gestione secondo i suoi ricordi nel 1988, cioè nel contesto in cui Campanella esce dal carcere. E così come avvocato mi può ripetere gentilmente la domanda? Se si avvicina al microfono, il pubblico ministero lo sento bene, lei non lo sento bene, avvocato. Non ho finito, è l'ultima domanda. Quindi secondo i suoi ricordi, che dovrebbero essere certi perché l'ha ripetuto più volte, nel momento in cui Campanella esce dal carcere per aver scontato la pena inflitta a Palermo, Campanella Alfio si dedica solo alle attività che ha detto lei, di autista e di smercio di droghe, così ho capito bene? Sì, avvocato, anche dei vestiti ci ho regalato quando Campanella Calogero è uscito, ce l'ho comprato alla tavernetta da Vittimota, ci ho regalato dei vestiti e c'era anche suo cugino quando io ci ho regalato dei vestiti da Vittimota alla tavernetta, avvocato. Sa perché le C'è un magazzino di abbigliamento a Vittimota sotto i portici dove c'era la tavernetta che nell'88 ci ha regalato anche dei vestiti e c'era anche suo cugino, avvocato. Sì, ora io le dico questo e ho finito, che Maurizio Avola avrebbe comprato colori nel colorificio nell'anno 1991, 90 o 92 ancora, questo per suo ricordo. Come? Ho finito, signor Presidente. Va bene, allora altri interventi, avvocatessa Danna, deve intervenire? No. Allora possiamo licenziare il signor Grancagnolo e introduciamo il signor Samperi. Mi posso andare? Sì. Signora Campanelli, se vuole licenziare il signor Grancagnolo, introduce il signor Samperi, oscurando il video. Certo, che serve? Allora, signor Samperi mi sente? Sì, allora è presente il signor Samperi Severino Claudio. E quando è nato? 28-63 Catania. È a Catania, sì. Sì, e qui da noi è presente l'avvocato Rocca, signor Samperi. Lei intende rispondere alle domande? Sì. L'avvocato Guzzone può procedere. Al difensore di Campanella Alfio, una sola domanda in base a quella che sarà la sua risposta. Signor Samperi, lei conosce Campanella Alfio? Sì. Le risulta, così per sua conoscenza personale o attraverso la bocca di altri, che il Campanella Alfio abbia commesso dei reati per conto della contestata associazione Santa Paola? Il Campanella Alfio le gestiva la droga per Campanella. La domanda è specifica. Le risulta se abbia commesso reati? Reati, quello che a me personalmente consegnava più di una volta della droga. Prego? Non ho capito, quindi risponde, signor Samperi.
Signor Samperi, ci sente? L'avvocato del piano. Come? Non abbiamo sentito la risposta. Lei ha inteso la domanda? Sì, se può ripetermi che l'avvocato lo sente piano con noi. Sì, signor Samperi, la domanda è specifica. A Campanella AFI è stata contestata una determinato tipo di associazione. Le risulta se Campanella AFI abbia commesso dei reati specifici, particolari, cattivi, gravi, con riferimento alla contestata associazione? Questa è la domanda. Guardi, Campanella AFI era quello che prendeva gli appuntamenti per conto ad esempio di Carletto, veniva ad accompagnare Carletto in tutte le riunioni. Ascolti, a volte entrava anche nelle riunioni, questo era l'altro oltre questo che già la parola dei pentiti avrebbe un po' vociferato, oltre questo le risulta, questa era la domanda, le risulta oltre questa contestata attività che abbia svolto altre attività illecite? No, altro non lo so. Una seconda domanda, ascolti signore Samperi, le risulta se Alfio Campanella svolgesse in proprio qualche attività, che gestisse qualche negozio? No, non lo so. Grazie. Ci sono altri interventi? Il pubblico ministero. Samperi, lei con il Campanella Alfio ha avuto rapporti diretti per cessione o acquisti di sostanze stupefacenti? Sì, più di una volta. Può riferire in che occasione, in che periodo è il quantitativo della sostanza di volta in volta acquistato o ceduto? Come periodo, come l'ultima volta è stato prima che arrestassero Campanella Carletto, l'ultima consegna me la fece in residence, come via, non mi ricordo come si chiama, comunque prima di salire la via Nuova Luce all'incirca, come un residence in via Nuova Luce? Questo residence. Come ha detto Samperi? Questo residence fa ad angolo, che c'è anche accanto il rifornimento per la benzina, e là mi consegnò, se non mi ricordo male, mezzo chilo di cocaina. A che prezzo fu acquistata? Il prezzo non mi ricordo, ma circa che non era sempre uguale il prezzo, comunque credo che sia stato intorno ai 100.000 lire. Per l'acquisto di quanto? 100.000 lire al grammo. Per l'acquisto di questa partita di sostanza, lei ha parlato soltanto con il Campanella Alfio o ha parlato anche con altri? No, con Carletto Campanella, che poi mi ha dato appuntamento con Alfio in questo residence. E la consegna avviene proprio al residence? Sì, davanti al cancello di questo residence. Ma vi abitava qualcuno che lei sappia in quel residence oppure era un posto così indicativo e basta? No, credo che lui aveva qualche abitazione all'interno e da lì usciva con questo pacco di cocaina. Lui chi, Samperi? Alfio Campanella. Senta, e ricorda altre occasioni in cui ha acquistato, comunque ha trattato con il Campanella Alfio, ha avuto rapporti con il Campanella Alfio? Altre volte, oppure quando io dovevo portare dei soldi a Campanella, se non c'era lui, se non c'era Carletto, li consegnava Alfio. Insomma, Alfio Campanella attivava nell'organizzazione a tutti i sensi, perché era uno che sentiva, sapeva tutto. Lei quante volte, se lo ricorda, ha acquistato dal Campanella? Tante volte, di preciso non mi ricordo, perché magari le consegne non è che me le faceva personalmente sempre a me, a volte mandavo Poco Ana o Cudispeto Edoardo o Giovanni Arena. Stiamo parlando di Campanella Calogero? Sì, anche sì. E tutte le... Vorrei fare presente che il Campanella Calogero è stracciato in questo momento. Se mi consentite di fare una domanda successiva. Sì, pubblico ministero, allora se potesse specificare sì, precisamente il Campanella di cui stiamo parlando. Sì, avvocato. E tutte le volte che lei ha trattato con il Campanella Calogero, ricorda se poi ha avuto rapporti con il Campanella Alfio o ha avuto rapporti anche con altri? Sì, per la consegna della sostanza? Li faceva Alfio, non li faceva personalmente Campanella.
a Carletto. Le consegne li faceva sempre Affio con tutti. Senta, lei sa se vi fossero rapporti sempre in relazione al traffico, cessioni stupefacenti fra Campanella Alfio e Cambria Giovanni? Guardi, Affio Campanella, le ripeto, le consegne le faceva lui a tutte. Da Campanella si servivano quasi tutti per la droga. No, se lei ha cognizione diretta, Samperi, di rapporti fra il Cambria e il Campanella Alfio per la consegna di sostanze stupefacenti? Non lo so se si è incontrato qualche volta anche con Cambria. Con Angelo Di Stefano sicuro, con i ragazzi che ero vicino io sì. Con Rocco Di Paola anche. Con Rocco Di Paola anche. E ricorda l'occasione in cui ha avuto rapporti il Campanella Alfio con Rocco Di Paola? No, precisamente no, però anche io fornivo Rocco a Angelo Di Stefano e quindi se ne parlava che si erano fatti anche fornire la campanella della droga. Questo gliel'ha detto Rocco Di Paola a lei? Cioè che il Rocco Di Paola si era rifornito da Campanella Alfio, comunque ha avuto droga Campanella Alfio, gliel'ha detto il Rocco Di Paola stesso? Sì, perché era ormai saputo che Affio faceva le consegne, perché le faceva sempre lui. Vedi che lui teneva non so dove, in qualche appartamento, sicuramente in questo residence, e lui con Carletto si trattava e Affio faceva le consegne. E lei sa se vi fossero rapporti, sempre in relazione agli stupefacenti, fra Filippo Malvagna e Campanella Alfio? No, non lo so. Non abbiamo altre domande, Presidente. Avvocato Guggione, nessuna domanda, nessun altro intervento. Il signor Samperi può andare e introduciamo il signor Pattarino. Signora Campanelli può licenziare il signor Samperi e introdurre il signor Pattarino. Bene, si può andare. Buonasera. Buonasera. Presidente, mi scusi, ma sulle altre posizioni debbono essere risentiti? Per nessuno. No, era soltanto per evitare che poi andasse. Pattarino Francesco. Possiamo fare contatti quotidiani, una volta, basta. C'è l'avvocatessa in sostituzione dell'avvocato Amato, o sbaglio? Avvocatessa? Cicero, sì. Allora, signor Presidente, è presente il signor Pattarino Francesco. Quando è nato? 1566 a Siracusa. Sì, signor Pattarino, in aula qui è presente l'avvocato Rocca, che mi pare che è il suo difensore. Lei intende rispondere alle domande? No, mi avvalgo della facoltà di non rispondere, Presidente. Allora, possiamo licenziare il signor Pattarino e introduciamo Di Paola Rocco.
Sì, adesso lo chiamiamo, signor Presidente. Sì. Per inciso, così, soltanto per la posizione del Pattarino, volevo chiarire, io ho avuto un colloquio ieri con il Pattarino, questa scelta non è dipesa allo Stato da una volontà di non collaborare più con la giustizia, è semplicemente in questo momento, alla luce della sentenza che c'è stata lunedì alla Corte d'Assise di Siracusa, il Pattarino ha deciso di prendersi, diciamo così, una pausa di riflessione perché non sta vivendo emotivamente bene quella sentenza. Solo questo volevo dire. Prendiamo atto, avvocato. Ma tutta la Signor Presidente, sì, scusate. Signora, può... Signor Presidente, c'è il signor De Paola Rocco. Va bene. Quando è nato? Silenzio in aula. Dove? Presidente, in relazione alla dichiarazione fatta dal difensore del Pattarino, chiedo che venga acquisito il dispositivo di sentenza della Corte d'Assise di Siracusa. La Corte si riserva. Il Ministero già su questo argomento in altre occasioni ha espresso parere assolutamente negativo all'introduzione di sentenze non solo non passate in giudicato, ma addirittura nel caso di specie soltanto del dispositivo. Presidente, mi scusi, sì, la Corte si riserva. No, ma il giornale con il documento singolo. Allora, signor Di Paola, lei è nato dove? Mi sente? Sì, Catania 1-3-5 qui abbiamo presente l'avvocatessa Cicero in sostituzione dell'avvocato Amato come suo difensore. Intende rispondere alle domande? Sì. Avvocato Guzzone. Difensore di Campanella Alfio. Di Paola. Si avvicina al microfono, avvocato. Signor Di Paola, solo poche domande, spero. Lei, quando è stato sentito qua dalle scorse udienze, aveva chiarito che il Campanella Alfio si limitava per conto del cugino a consegnarle della droga. Sì. Senta, in quale periodo, se se lo ricorda, sono avvenute queste consegne per conto del cugino? Quando sono avvenute queste consegne? Per conto del cugino, logico. No. Capito, signor Di Paola? Non ho capito bene, mi spieghi. Lei, quando è stato sentito qua in questa udienza, sì, ha parlato di consegna di droga da parte di Campanella Alfio per conto del cugino Carletto, è così? Sì. Senta, queste consegne per conto del cugino quando sono avvenute? Quando? Come tempo? Come collocazione spaziale? Vuoi sapere la data? No, l'anno. L'anno? Sì. Esattamente è stato quando me l'ha consegnato a me è stato al 91. 91. Quando per conto di Grangagnolo è stato prima. No, ascolti. Quando è stato di Grangagnolo. Ha detto Grangagnolo è stato prima. Ha detto così, non... Sì. Senta, ha detto lei così. l'ha visto Grangagnolo che è stato sentito prima di lei? Vi siete incontrati? No, non ho incontrato nessuno. Ma l'ha saputo che c'è anche Grangagnolo che doveva rendere dichiarazione? Ne sa di qualche cosa lei di questo? Avvocato, io qua sono avvocato, non ho visto la signora che difende me e le guardie che mi hanno portato qui. Bene, così ci sentiamo confortati anche noi.
Dunque nel 91, lei diceva invece nel 90 la droga per conto del Carnetta, invece a chi sarebbe stata consegnata nel 90? Nel 90 sempre di Affio. A chi? Dal segretario. Abbiamo Leggeri. Non ho capito. Vuole ripetere Di Paolo, vuole ripetere a chi sarebbe stata consegnata? A me. Nel 90, dico nel 90, prima ha detto nel 91 a lei, nel 90 a chi? La comprava Cancagnolo, io l'ho andata a ritirare. Ha detto che la comprava Cancagnolo e lui Di Paolo l'andava a ritirare. Esatto. Questo nel 90, per conto quindi di Grancagnolo. Senta, nel 90 quante volte lei è andato a prelevare per conto del Grancagnolo la sostanza stupefacente? Quante volte? Nel 90? Mi sembra 2 volte, mi sembra. Quante? No, sì, mi sembra 2 volte, 2 o 3. 2 o 3 volte, nell'arco di un intero anno, 90? Sì? Dico nell'arco... Ma lei che andava solo io, Dico nell'arco dell'anno 1990... Sì, ma non c'era solo io, c'era Campia, c'era Massimino. No, non mi interessa. Io posso dire quando ci ho andato io a prendere. Sì, dico nell'arco del 90 solo 3 volte, questo intendo dire. Io ci ho detto quando ci sono andato io. Ma quando c'è andato con Massimino, Campia, l'ho trovato, non lo so. Rocco Di Paolo, ascolti, non mi interessano tutti gli altri. Mi interessa lei personalmente. Ha detto nell'arco del 90 per intero, per 3 volte è andato a prelevare questa droga per conto di Grancagnolo. Ho capito bene, 3 volte. 2 o 3 volte ci ho detto. 3 volte. Preciso non lo ricordo. E invece nell'arco dell'anno 1991 quante volte? Lei personalmente? E conto mio? Quando non stava a Cancagnolo? Dunque, Grancagnolo dice per 3 volte nel 90. Nel 91 la consegnava a lei per conto suo personalmente. Quante volte? Sì, mi sembra anche 2 o 3 volte, mi sembra. 2 o 3 volte. Può collocare nello spazio, nel tempo, quando sarebbero avvenute queste consegne? Quando? Ho detto, quando Quando? 91, ce l'ho detto, sì, no? Dico quando, ma in che periodo? Ecco, può collocare... periodo estivo mi ricordo che era, doveva essere luglio, un mese anche prima, questo periodo estivo era, ricordo che era un periodo estivo. Mi dava la Cariba su Reognina, io fermavo prima, salivo a piedi, venivo con la macchina, salivo con lui. Sì, ascolti, periodo estivo. E poi mi lasciava dove io c'avevo la macchina. Sì, senta, periodo estivo, perché lei colloca questi fatti al periodo estivo? Cosa c'è che le ricorda qualche particolare che si trattasse di periodo estivo? Sì, lo ricordo, sai perché, siccome ho fatto bello pezzo di strada a piedi, era orario che erano le 2. Le 2 di mi pomeriggio? faceva caldo, per questo lo ricordo facile. E quindi allora tutte e 3 le volte lei l'ha fatta a piedi la strada, tutte e 3 le volte, ricorda questo particolare? Cosa? Lei dice, ricorda che era il periodo estivo perché erano le ore 2 e ha fatto la strada a piedi, ho capito bene? Lo ricordo, sì, che era periodo estivo. Le altre 2 volte che era pure appiedato, camminava a piedi, com'è che... Allora l'ho capito, forse non mi so spiegare. Ho lasciato la macchina prima che me l'ha detto lui. E poi io dovevo salire a piedi, lasciavo vicino al fietto la macchina, e poi facevo la salita fino alla Cariba, non so se lei lo sa dove la Cariba salendo di Ognina, salivo fino là sopra, c'era fermato l'autobus, c'è un bar, che questo è quello grosso che una volta era a Ravennetta, quindi avevo la Ravennetta, aspettavo lui veniva con la sua macchina, io salivo con lui, mi dava quello che mi doveva dare, si scendeva, mi lasciava dove c'era la macchina mia, io mi prendevo la mia macchina e me ne andavo. Senta, questa è un'altra domanda, ad eccezione di questo fatto di consegna della droga,
Senta, cosa le risulta un qualcosa che abbia commesso di illecito, cioè altri fatti, il Campanella Alfi, oltre a questi fatti di consegna di droga, le risulta così? Di Campanella mi risulta che una volta ha fatto una rapina dove lei ha detto che mia mamma aveva la casa pendente, che lei non è vero questo qua. Perché con la signora che abitava là vicino, era una persona di 45 anni, abitava più giù di dove abitavamo noi. Di Paola, se c'è una mamma, non ce l'aveva la casa che dice lei, a me che pensa per i suoi clienti, che Vincenzo Santa Paola ci buttava la moglie a Campanella. Presidente, io non ho capito niente. Signor Di Paola, dovrebbe allontanarsi poco poco dal microfono e ripetere quello che ha detto, perché non abbiamo capito. Ha sentito? Ha fatto Campanella pure una rapina dove il signor avvocato ha detto che mia mamma aveva una casa di appuntamento, che non è vero, perché dove c'era questa signora che era una signora di 45 anni, io sto parlando di 30 anni fa, 25 anni fa, questa signora aveva una casa affettata e noi abitavamo prima e lei abitava dopo, ma come ha detto l'avvocato che era a Caraci dove c'aveva quella donna la casa d'appuntamento, l'avvocato pensa per i suoi clienti che il signor di Santa Paola quando sono argomenti, qualcuno non interessa a questi argomenti. Campanella è uscito, si è andato a Palermo a discutere la cosa. Va bene. Sono argomenti che non mi pare che abbiano rilievo per quello che ci interessa. Ci rinuncio a ulteriori domande, Presidente, ci rinuncio perché non capisco niente. Ma su questo particolare argomento non si è capito, perché non si è capito neanche il punto a cui ha fatto riferimento il signor Di Paola. Siccome lei ha detto se Campanella aveva fatto altre cose, io ci ho detto che ha fatto anche una rapina e ci interessa. E non ci interessa questo, perché non attiene all'argomento, all'oggetto della prova. Va bene così, Di Paola, va bene. Terza volta, basta, va bene. Allora, può proseguire se ritiene, avvocato. Senta, signor Rocco Di Paola, lei dove si incontrava prima della consegna della droga con Alfio Campanella? Con Alfio Campanella aveva caduto del lavoro, dove c'è la torrefazione Lorè. Lui stava sempre di fronte, che c'era un biliardo, e invece Campanella era dentro la torrefazione del caffè. Grazie Presidente, non continuo perché non... E altri interventi dei difensori? Pubblico Ministero. Signor Di Paola, lei sa quando venne arrestato Grancagnolo l'ultima volta, in quale anno? Sì, nel 91, prima dell'estate. Prima dell'estate? E all'inizio dell'anno. Come ha detto Di Paola? Sì. Non ho capito l'ultima cosa che ha detto. Lui l'ha arrestata nel 91, all'inizio del 91. Agli inizi del 91. Quando lei nel 91 ha ritirato lo stupefacente, ricorda se Grancagnolo era stato già arrestato oppure era ancora in libertà? No, quando io l'ho ritirato era ancora in libertà. Chiedo scusa, era in libertà quando lei ha ritirato tutte e tre le volte lo stupefacente? Condominio quando ti Grancagnolo. Nel 91 lei... quando ti Grancagnolo? Nel 91 lei ha ritirato stupefacente per conto suo o per conto di Grancagnolo? 91 l'ho ritirato per conto mio. Sempre per conto suo? Sì. Quindi quando ha ritirato stupefacente per conto di Grancagnolo si riferisce agli anni, a quale anno? 90 ci ho detto. 90. Non ci sono altre domande. Avvocato Guzzone, altre domande? Il signor Di Paola può andare, introduciamo il successivo chi è? Avola Maurizio.
Signora Campanelli, può licenziare il signor Di Paola e introdurre il signor Avola Maurizio. Allora lei può andare. Sì. Può andare, può andare. Sì, sì, è finito. Signor Presidente, io avevo qualcosa da dire. Cosa deve dire? Devo dire io, siccome quando sono stato giù, avevo fatto domande, io ho detto no, questo non l'ho detto. Come? Qualche domanda che mi hanno fatto, io ho detto questo non l'ho detto. Invece io questa dichiarazione l'avevo fatta. Come anche il pubblico ministero mi aveva chiesto per una donna e io questa donna che mi ha fatto il nome, il pubblico ministero la conosco. Vabbè, ma se non sappiamo specificamente di che cosa parliamo non la possiamo seguire. La signora Lina. La signora Lina mi è stata fatta questa richiesta se io la conoscevo. Io la conosco questa signora Lina. Niente, non interessa l'argomento al momento. Soltanto se vogliamo precisare quale pubblico ministero, perché... Ma si tratta di questo pubblico ministero, Di Paola? Non lo so quale potesse essere. E qual era questo pubblico ministero che dice lei? Lo sa chi era? Sì. La persona di questo pubblico ministero che dice lei, lo sa chi era? No, non si aveva fatto questa domanda, ma non so chi me l'ha fatta. Ma chi gliel'ha fatta e dove? A Catania, al processo. Non pare che l'argomento sia rilevante. Può andare, signor Di Paola, grazie. Aspetti un momento, aspetti, Di Paola, aspetti. Si siede. Di Paola, lei rendere dichiarazione qua in questa udienza. Se lei ritiene che sia stato sincero, la conferma in tutta la sua dichiarazione già resa in questa udienza circa 2 mesi e mezzo fa. Lei circa 2 mesi e mezzo fa ha reso dichiarazioni in questa udienza. Se lei ritiene che abbia detto la verità, sia stato sincero, la conferma quella dichiarazione. Scusi, i miei ricordi sono diversi, avvocato Guzzoni. Forse il tempo è passato di più tempo. Sì, ecco. Perché può essere che si confonda con questo, io non mi ricordo esattamente quando è stato sentito Di Paola. La faccio più generica la domanda. Signor Di Paola, lei ricorda di essere stato sentito in questa udienza? In quale udienza? Non lo so quale udienza è. In questo tempo si ricorda di aver reso dichiarazioni in questa aula? Se lo ricorda questo? Non lo sa qual è. Signor Di Paola, sa quando abbiamo avuto magari un piccolo diverso, noi si ricorda di questo particolare? Presidente. Di Paola, si ricorda... A maggio lei si ricorda di aver deposto innanzi a questa Corte nel processo Orsa Maggiore? Di Paola? Sì. Se mi ricordo che sì, e poi questo Orsa Maggiore, sì, mi sembra di sì. Perché mi sembra che c'ha qualche dubbio, ha detto mi sembra, dico c'ha qualche dubbio. Sì, sono sceso di cuore, sì. Non ho più chiaro, sì, ha detto mi sembra, lei forse ritiene di non ricordare bene, per questo dice... Non ricordo bene, sì. Sì, che cosa? Cosa c'è? Si sta ricordando oppure no? Ne ha ricordo di questa deposizione innanzi a questa Corte? Mi vede a me, Di Paola? No, non c'ha il monitor lì davanti? No. Non c'ha un monitor lì davanti? No. Allora si può voltare. Voltandosi c'è il monitor alle spalle lei? C'ha un monitor? La vede quest'Aula oppure no? Alle spalle sì. Dietro di lei il monitor è dietro di lei? Sì, l'ho visto. L'ha visto? Mi riconosce o no? Ci riconosce? Sì. Si ricorda che è stato qui a deporre? Sì. Benissimo. Allora, ora si può voltare che l'avvocato le fa una domanda. Senta Di Paola, se non le fosse stata mostrata l'aula e il benevolissimo viso... Avvocato, la domanda gli deve fare, questo non... Sì, Presidente.
Sentite Paola, se lei adesso ha detto sì, si ricorda di questo, tutto quello che lei ebbe a dichiarare in quella passata udienza, lei ebbe ad essere sincero, ebbe a dire tutta la verità. Certo che ho detto la verità io. E quindi la conferma. A poi io ho fatto le dichiarazioni quando ho collaborato, che sono tutte verbali. Sì, dico, quella dichiarazione che rese in quest'aula, in questa udienza, lei la conferma, vero? Quello che ebbe a rendere in questa aula, lei la conferma? Io confermo quello che ho dichiarato quando ho collaborato. No, quando ha collaborato in questa udienza, in questa aula. Io l'ho detto, io confermo tutto quello che ho dichiarato quando ho collaborato. Va bene. In giustizia. Va bene. O giudice amato. Perché non sta avvocato? Va bene, avvocato Guzzone, è sufficiente. Altre domande? No. Può andare il signor Di Paolo. Buonasera. Buonasera. Allora, avevamo detto Avola Maurizio, signora Campanelli. Sì, subito Presidente. Grazie. Questa è incazzata, il criterio la campanella, ora Guzzone fa incazzare Avola. Riuscirà Guzzone a far incazzare Avola? Riuscirà Guzzone a far incazzare Presidente, signor Giammarini. Mi scusi, ci sono le varie scorte, dicono che sono stati convocati per oggi e domani. Chiedono se devono tornare domani o meno. No, non debbono tornare domani. Non debbono tornare? No, sono licenziati e basta, l'esperimento è chiuso. Sì, infatti io già l'avevo detto, però volevo confermare. La ringrazio Presidente, Grazie a scusi, lei. adesso facciamo accomodare l'altro collaboratore. Sì. Presidente? Mi scusi, ma non... signor Giammarini, sì. Sì, senta, il signor Avola è venuto questa mattina, ha presenziato, ha aspettato e poi è andato via, non è presente attualmente. E non so se torna oggi pomeriggio o meno. Chi c'è presente, signor Giammarini? Grazioso. Introduciamo Grazioso. C'è solo Grazioso? Sì, solo lui è rimasto, Presidente. Introduciamo Grazioso. Sì, Presidente, provvediamo immediatamente. Signor Presidente, dunque presente Grazioso Giuseppe, dunque nato a Catania. quando? 16-8-52. Signor Grazioso, mi sente? Sì, buonasera. Sì, c'è presente in aula l'avvocatessa Cicero in sostituzione dell'avvocato Amato come suo difensore. Intende rispondere alle domande? Sì. Allora cerchi di parlare più forte in modo che sentiamo tutti e quando vuole l'avvocato Guzzone può procedere. del 22 aprile, riusciamo a
Non so. Loro lì non ci sentono adesso. Complimenti sicuri. Mi pare razzo prima. Dove c'era porti per voi di sicuro? Non li ho. Devo fare i carbonismi. Dai, c'è una parte di me. Non mi dire che non è quadrata, non è lo vedo. Non accentuare Morelli perché poi... Regole è una questione che non si chiama di altro. I rapporti economici sono importanti. Loro mi vedono? Stanno votando me? Sei maestro, lo so, sei maestro. Va bene. Poi sto idolatrando. Vedi se c'è... Vedi se c'è bene di te oggi. Che cosa Ma non so. La Napoli dice. Come Napoli dice, io ho fatto la battuta. Vabbè, lei... Allora, la Corte ha detto... Vabbè, adesso però per conoscere il dottore Marini, io ho risposto, c'è la dottoressa. Vuole procedere, avvocato Guzzone? Ha domande per il signor Grazioso? Nessuna domanda. Altre, ci sono domande da parte degli altri difensori? Pubblico Ministero? Su chi? Ci sono 4 posizioni oggi, potevano essere esaminate. Non mi interessava a me personalmente. Va bene. Signori, una volta che non c'è stato contraesame, credo che il pubblico ministero peraltro non debba avere ingresso se non per specifiche, sue specifiche istanze. Possiamo licenziare il signor Grazioso. Sì. Il signor Grazioso può andare. Può andare, signor Grazioso, non ci sono domande per lei. Hanno Presidente, rinunciato... ma deve tornare il signor Grazioso? No, è licenziato definitivamente, signora Campanelli, non ci sono state Presidente, va bene. controesami per lui. Chi altri abbiamo, signora Campanelli? Come? Chi chiede altri delle persone citate per oggi? No, sono finite, non ce ne sono più. Chi era stato citato oltre? Solo Avola. Erano soltanto 6. Sì. Presidente, mi scusi, forse era stato citato anche Leonardi. Ma Leonardi al momento in cui era stato citato era ancora imputato nel processo e c'è una dichiarazione di rinuncia. Non abbiamo mezzi coattivi nei suoi confronti, o meglio non li avevamo. Quindi il signor Grazioso può andare e vorrei che restasse però il collegamento con la signora Campanelli per se ci può dare il signor Giammarini notizie di Avola. Sì. Prego? Al signor Grazioso lo può mandare, signora. Possiamo sospendere l'udienza in attesa di avere notizie di Avola. Intanto volevo sapere se l'avvocato Guzzone o gli altri avvocati presenti hanno interesse a
sentire altri collaboranti? Personalmente nessuno. Va bene. Allora sospendiamo in attesa di Avola. Che notizie abbiamo? Presidente, mi dica. E volevo notizie di Avola. No, Avola è andato via, Presidente, non è tornato ancora. Lo so che non è tornato, ma lei può contattare qualcuno per sapere se tornerà? No, nella giornata, non ha modo? Niente, ma per quanto ho potuto capire, lui ha telefonato al suo difensore e si è messo d'accordo col suo difensore. Non so se torna domani mattina o meno. No, per domani mattina noi sospendiamo il collegamento, cioè lo chiudiamo stasera se è possibile ottenerne la presenza. Chi è il difensore di Avola? Lei lo sa chi è il difensore? Il difensore di fiducia è l'avvocato Colonna e io sono sostituto processuale. E lei è in grado di mettersi in contatto con l'avvocato Colonna subito per avere notizie? Allora sospendiamo un momento l'udienza, signor Giammarini, per avere notizie. Io ho già parlato con l'avvocato Colonna, il quale mi ha riferito che Avola doveva essere sentito domani. Adesso posso chiedere conferma e immediatamente ne do notizia alla Corte. Avola era stato citato, non era stato citato, era stato citato per oggi. Il collegamento era per oggi e domani se era necessità, ma la citazione era per oggi. Cioè, quindi veda un po' se può intercettare i movimenti del suo assistito per farlo tornare. Noi aspettiamo, diversamente lo licenziamo e basta. Intanto sospendiamo. Va bene, Presidente? Il collegamento, per favore. Signora Campanelli, c'è la... Presidente, ma non è venuto, non si è Non è visto, venuto, va bene. Allora a questo punto mi pare sono le ore 19, possiamo sospendere se... Rinnovo questa mia rinuncia. Va bene. Anche perché, signor Presidente, era solo una la domanda, cioè fare constatare che in realtà era stato diventato anche un rapporto da avere con il negoziante Affio Campanella. Siccome proteggeremo l'atto costitutivo della società che risale al 91, per cui... No, ma poi c'era la dichiarazione su questo punto, no? Sì, no, siccome ha detto un pentito oggi che aveva un negozio nell'85, in realtà io tramite Avola stessa volevo fare provare che questo negozio... Ma noi quella dichiarazione la ricordiamo di Avola. Sì, ma questo già appunto l'aveva detto. Quindi non è il caso di fargliela ripetere. Allora prendiamo atto della dichiarazione dell'avvocato Guzzone e licenziamo l'imputato stavolta connesso, Avola Maurizio, e possiamo sospendere il collegamento. L'udienza di domani che era in calendario viene soppressa come collegamento. Signora, quindi per domani non c'è bisogno più. Mi voglio scusare per tutti i contrattempi che abbiamo avuto oggi e a cui l'abbiamo costretta. E non c'è altro. Buonasera, Presidente. Buonasera, signora. Grazie. E allora, per quanto ci riguarda, abbiamo qui ieri sera siamo stati sollecitati a pronunciarci su alcuni testimoni che erano stati indicati dal pubblico ministero, erano stati ammessi dalla Corte e poi non erano stati espulsi, e quindi si chiedeva che la Corte ribadisse se sussisteva ancora la necessità o non di sentire questi testimoni, ed erano l'ispettore Beneduce, il signor Dieli, il vice ispettore Valastro, il signor Puglisi Cosentino Alfio, il capitano De Quarto e poi Mele di Leonardo e Santa Croce. E su questa richiesta, che fu fatta all'avvocato Passanisi e alla quale si sono associati altri difensori, la Corte rileva che le testimonianze di Beneduce, punto 9 della richiesta del pubblico ministero, Faraone, punto 25, e Santa Croce, punto 38, non sono più necessarie, alla stregua del contenuto delle testimonianze già escusse sulle stesse circostanze.
che la testimonianza di Puglisi Cosentino Alfio, punto 24, Mele e Di Leonardo, 36 e 37, riguardano tutte posizioni di imputati stralciati, sicché la valutazione di necessità dovrà essere rifatta nel prosieguo della trattazione del processo separato. Per la verifica di attendibilità della dichiarazione di Pulvirenti Giuseppe, che riguardava appunto, per cui era stata chiesta la testimonianza di alcuni di questi, può sopperire la prova documentale. Poi, per quanto riguarda Dieli Giacomo, punto 12, la Corte ritiene che non sussistano più le condizioni di necessità assoluta, e ciò alla stregua delle ulteriori acquisizioni probatorie per ciò che riguarda gli imputati del presente processo. Per la posizione dell'imputato separato si vedrà nel processo che lo riguarda. Quindi residuano, sotto il profilo della necessità di quell'articolo 507, le testimonianze del vice ispettore Valastro Benedetto e del capitano dei carabinieri De Quarto Angelo per quanto riguarda l'imputato Fiorito. Quindi si manda alla cancelleria per la citazione del Valastro e del De Quarto per l'udienza antimeridiana di venerdì 26 luglio. Alla stessa udienza saranno sentiti anche gli altri testimoni che erano stati già ammessi a richiesta dell'avvocato Catania. C'era ancora una richiesta di testi per Tusa Francesco, che adesso io non ricordo da chi era stata articolata, se dall'avvocato Catania o dall'avvocato Granata, e su questi, siccome erano stati indicati senza così nominativamente, c'era da sciogliere una riserva da parte del difensore per la identificazione. Era stato detto anche che sarebbero stati portati a braccio. Allora, per queste persone indico la stessa udienza antimeridiana di venerdì prossimo 26 come ultimo giorno utile per tale attività istruttoria. C'era poi da decidere sulle richieste documentali. Prendiamo intanto in considerazione quelle del pubblico ministero e vediamo subito che la maggior parte dei documenti che sono stati offerti e di cui si chiede la produzione costituiscono atti irripetibili di procedimento diverso che sono ammissibili sotto il profilo del comma 3 dell'articolo 238 del Codice di procedura penale, e altri sono atti ripetibili, questo in misura minore di questo processo, e poi altri ancora sono documenti esoprocessuali, se mi consentite il termine, cioè veri e propri documenti che possono essere senz'altro ammessi. Qui non corre un discorso di valutazione ai sensi dell'articolo 507, perché la Corte ha sempre seguito l'orientamento di consentire la produzione di documenti tutte le volte in cui la parte ne venga materialmente in possesso. E allora bisogna esaminarle partitamente, perché poste queste premesse poi si deve prendere la decisione per ciascuna premessa. E allora, sotto il profilo dell'articolo 238,3 si ammettono i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 della nota. Per quanto riguarda i numeri 5 e 6, si osserva che riguardano posizioni di imputato separato dal presente procedimento. Si tratta di Emanuele Natale, quindi la produzione poi sarà riproposta nel processo che lo riguarda. Una nota di trasmissione della Via di Roma relativa a un numero telefonico
a cui ha fatto riferimento la testimonianza del dottore Cariddi, di cui al punto 7, è un documento vero e proprio che si ammette come tale. Per quanto riguarda l'ordinanza del GIP di Palermo 21/12/93, relativa a certi Maniscalco Francesco Paolo e Albamonte Francesco Paolo, i più volte nominati Paolo e Franco di un collaborante, si ammette il documento perché è necessario accertare la data dell'ordinanza con riferimento alla data di inizio di collaborazione del collaborante. La nota di cui al punto 9 è un documento, perché si tratta di un controllo che riguarda persone estranee al presente processo, un controllo amministrativo di polizia sembrerebbe, e così pure i documenti di cui ai numeri 10 e 12. Per quanto riguarda la documentazione relativa al furto effettuata in data 15 luglio 1987 ai danni della Banca del Monte di Foggia, che il pubblico ministero ha chiesto di poter produrre a riscontro delle dichiarazioni di Avola Maurizio, la Corte lo ammette limitatamente, cioè ammette la documentazione limitatamente agli atti irripetibili, sempre per il disposto del comma 3 dell'articolo 238. La documentazione rilasciata alla direzione della Casa Circondariale di Rebibbia, di cui al punto 12, è un documento e quindi va senz'altro ammesso. I documenti, i verbali di cui ai punti 14, 15, 16, 17 e 18 vanno ammessi sempre ai sensi del comma 3 del 238, e così pure la nota di trasmissione alla Questura di Catania con allegate 3 relazioni di servizio di cui al punto 19. I documenti di cui ai punti 20 e 21 non sono endoprocessuali, pertanto vanno ammessi senz'altro. La relazione di servizio di cui al punto 22 si ammette limitatamente a quelli che sono documenti non endoprocessuali e agli atti irripetibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 238. Sempre ai sensi della stessa norma di legge vanno ammessi i documenti di cui ai punti 23, 24 e 25. Si ammette la nota di trasmissione alla Questura di Catania il 20 giugno 94 con allegata documentazione relativa alla rapina di Alessandria, alla rapina ai danni dell'ufficio postale di Alessandria, limitatamente alla segnalazione ovvero ad altro documento donde risulti certezza della data, perché è solo questo che ci interessa. La documentazione attestante l'autorizzazione rilasciata al collaboratore Viola Francesco di cui al punto 27 a giudizio della Corte è irrilevante e non va ammessa, perché il punto è Qual stato è il punto? Scusi. 27, Viola Francesco. Su questa figura, diciamo, sono state già raccolte le testimonianze dei pubblici ufficiali e non c'è bisogno di ulteriore prova. Un fascicolo fotografico di cui al punto 28, un atto costitutivo di cui al punto 29 sono documenti non endoprocessuali e vanno ammessi come tali. I verbali di dibattimento relativi al processo 97-96 del Tribunale Terza nei confronti di Santapaolo Francesco più 1 sono stati già ammessi
solo che c'era un'indicazione sbagliata, perché ci si riferiva al numero 3893/95, che è il numero della notizia di reato, mentre in realtà il numero del ruolo generale del Tribunale è quello 97/96. E comunque si tratta di posizione stralciata, lo sto enumerando soltanto per la correzione ai fini della richiesta, insomma, per gli adempimenti di cancelleria, ecco. La documentazione di cui all'articolo al numero 31 allo Stato non va ammessa, perché si tratterebbe di una documentazione riguardante intercettazioni telefoniche che la cui materia dovrebbe essere regolata dall'articolo 270 del Codice di procedura penale. In ogni caso si ritiene indispensabile ai fini della decisione dell'imputato che è rimasto in questo processo, e pertanto ogni ulteriore discorso potrà essere ripreso nel processo a carico degli imputati stralciati. La lettera di Orioles, così come quella di Fava, sono documenti ammissibili come tali, puramente e semplicemente. Mentre i documenti di quell'articolo, ai numeri 34 e 35, così come è esposto, sembrerebbero degli atti amministrativi di polizia, di pubblica sicurezza, 34 e 35. Sì. E sotto tale profilo possono essere ammessi. Comunque sono ammissibili anche sotto il profilo del comma 3 dell'articolo 238, se invece facciano parte di un procedimento penale. Il documento di cui al numero 36 riguarda l'imputato Tuccio Salvatore, pertanto non ce ne dobbiamo occupare. La nota della questura con la quale si riferisce sull'auto con all'interno dell'esplosivo rinvenuto a Piazza Verga. Lo stesso per noi è un documento, se poi è stato invece fa capo a un procedimento penale, va ammesso ai sensi del comma 3 dell'articolo 238. Quindi è ammissibile e si ammette perché il fatto è rilevante ai fini della nostra decisione. Processo verbale di sopralluogo redatto dal nucleo operativo Carabinieri di Catania nelle acciaierie in Megara, vale lo stesso discorso. Una nota dei Carabinieri di Catania relativa alla identificazione di presenti il 29 giugno 90 in occasione del matrimonio di Torrisi Francesco con Ercolano Cosima Palma. Per il contenuto è un documento che va ammesso come tale, così lo stato di famiglia di Leo Silvana e Condorelli Pasqualino, mentre nell'ambito dell'articolo 238 rientrano i documenti di cui ai punti 41 e 42, cioè fascicolo dei rilievi tecnici e fotografici. Il documento di cui al punto 43 riguarda la posizione dell'imputato Pagano Antonino, che è stata separata. L'articolo di stampa del quotidiano La Repubblica con dichiarazione di Aleoto è un documento esoprocessuale, va ammesso come tale, e così pure il verbale di identificazione e accompagnamento della squadra mobile della questura di Catania redatto il 26/10/93 nei confronti di Comis, Tomaselli e altri, di cui al punto 45. I verbali del processo Pegaso vanno ammessi in quanto prove assunte in altro procedimento penale, sempre ai sensi dell'articolo 238, mentre il verbale di esecuzione di fermo di 4 Lumi Aurelio
va ammesso con esclusione della motivazione, sempre ai sensi dello stesso articolo, comma 3. Sulla richiesta dei documenti mi pare che non c'erano altre pronunce, perché quelli che erano stati presentati dall'avvocato Antille, offerti dall'avvocato Antille e dall'avvocatessa Viscuso, mi pare che riguardano posizioni stralciate. Per quanto riguarda... Prego? L'avvocato Antille ci sarebbe Florio Antonino. No, Florio Antonino non c'entra, perché quei documenti li abbiamo già depositati. Lei parla della sentenza presa in giudicato furto cartiere, è stato già depositato in udienza. Parlo io del documento su cui permane la riserva, precisamente della sentenza, dispositivo sentenza del decreto del spongiudizio del processo Leopardo nell'interesse di Matteo Giuseppe, che non è stralciato. No, su questo la Corte si deve pronunciare e si pronuncia subito, perché ha esaminato la questione e ritiene che non sia ammissibile la produzione ex articolo 238 bis del codice di procedura penale, che ammette il dispositivo, che ammette le sentenze che siano definitive. Può essere ammesso solo il dispositivo della sentenza come documento. Infatti, ma il problema, signor Presidente, è questo: il dispositivo della sentenza, che noi sicuramente possiamo produrre, veniva corredato dal decreto che dispone il giudizio solo per consentire l'identificazione dell'imputazione, cioè per consentire alla Corte la comprensione, perché poiché avviene che è un documento composto. Allora, limitatamente a questo scopo si ammette anche. Perché siccome accade questo... Ho capito. Quando è colpevole dai reati ascritti, oppure lo assolve dai quindi non ci troviamo poi. È un documento di riferimento, va bene per questo, sì. Poi per quanto riguarda tutti gli imputati, si chiedevano confronti che la Corte ritiene irrilevanti ai fini della decisione, diciamo così, per un'esperienza negativa che si è avuta in passato a fronte nei riguardi di esperimenti istruttori così fatti. Non si ritiene che se ne possano ricavare elementi utili ai fini della decisione. Sulla perizia collegiale si era già pronunciata la Corte e mi pare che non ci sia altro. Quindi ci vediamo venerdì mattina per la raccolta delle testimonianze ammesse. Prego. Noi avevamo delle ulteriori richieste di produzione documentale, di documenti peraltro che già si trovavano nel fascicolo del dibattimento, perché erano stati depositati all'udienza del 17 luglio 1996. Ora se ne chiede invece l'acquisizione al fascicolo del dibattimento. Erano originariamente depositate nel fascicolo del pubblico ministero. Se posso indicarli. Certo. Si tratta del processo verbale di arresto di Mazzaglia Salvatore, redatto dai Carabinieri di Mascalucia in data 10/10/1984, del processo verbale di rinvenimento, riconoscimento e consegna dell'autovettura Autobianchi Y10 di proprietà di Patrone Giovanni, redatto dai Carabinieri di Aci Castello in data 13 marzo 1989, del verbale di perquisizione domiciliare eseguito dalla DIA Centro di Catania in data 12/11/93 nel consorzio agrario sito in Sferro, della locandina del comune di Via Grande, assessorato sport e turismo e spettacolo, relativa ai festeggiamenti in onore del padrone San Mauro Abate, il fascicolo dei rilievi tecnici eseguiti il giorno 29/4/95 dal nucleo operativo Carabinieri di Catania in occasione dell'incendio doloso di un'abitazione di campagna di proprietà di Timpanaro Giovanni,
con allegata una bolletta Enel dalla quale risulta che la stessa utenza era intestata al padre di Avola Maurizio, nonché il certificato dello stato di famiglia relativo a Mangion Giuseppe, nato a Catania il 28/9/50, e Andolfo Rita, moglie, nata a Catania il 10/12 del 1953. E il secondo mi è sfuggito, signor Pubblico Ministero. Quale? Dopo processo verbale di Mazzaglia, come Mazzaglia? Antonino, come ha detto? Salvatore. E poi il documento successivo? Era il processo verbale di rinvenimento di una autovettura redatto dai Carabinieri di Aci Castello in data 13 marzo 1989. Non può dare nessun'altra indicazione. Ah già, sì, che sono inseriti già al suo... Va bene. Sì, Presidente, mi scusi, devo integrare perché qui si tratta del processo verbale di rinvenimento dell'autovettura Fiat Rittimo color bianca, targata Siracusa, e di un'auto Bianchi di targata 77 65 52 di proprietari Quattrone Giovanni, nonché dell'ordine di servizio dal quale risulta il rinvenimento delle predette auto con all'interno un fucile a canne mozzo. Pubblico Ministero ha finito? No, Presidente. Solo integrazione, è stato ammesso il frontespizio, l'ammissione come documento del frontespizio del provvedimento di fermo col capo di imputazione, il verbale di fermo in relazione a 41 Aurelio, è così, Presidente. Siccome nel frontespizio del capo di imputazione, che credo sia stato ammesso come documento, sono anche indicati altri nominativi, signor Presidente, e cioè Scalia Orazio, Tringale Santo, La Rocca Francesco, Giustino Carmelo e Mazzone Arturo. Il Pubblico Ministero intende utilizzare come documento, in relazione ai rapporti fra imputati di questo procedimento e alcuni degli imputati del provvedimento di fermo, degli indagati nel procedimento in cui è stato operato il fermo, anche in relazione agli imputati La Rocca Francesco e Giustino Carmelo. La Rocca Francesco era già emerso nel corso della deposizione di alcuni verbalizzanti, in particolare i funzionari dello SCO, in relazione ai rapporti che nel passato aveva avuto con imputati del procedimento stesso. Il Giustino Carmelo risulta controllato con imputati di questo procedimento a seguito appunto di controlli sul territorio operati dalle forze di polizia, e quindi noi utilizzeremo questo documento, anzi chiediamo di poter utilizzare questo documento in relazione agli indagati Giustino Carmelo e La Rocca Francesco e ai rapporti che gli stessi avrebbero avuti con imputati del nostro procedimento. E allora si rinvia a venerdì per le osservazioni di controparte. Sì, non le voglio fare subito se le venerdì non c'è. Non ero interessato a controdurre, volevo segnalare alla Corte, dico che mi pare di capire dall'ordinanza dell'11 luglio, la prima ordinanza ammissiva delle prove residuali, che sia consentita la produzione documentale anche dopo l'esame degli imputati. Questo mi sembra il senso dell'ordinanza, perché nell'interesse di Maddalena Giuseppe ed in relazione alle dichiarazioni rese dai due collaboranti, precisamente Grancagnolo e Leonardi Giuseppe, parlo di Grancagnolo Carmelo 15 febbraio 96 e Leonardi Giuseppe 5 aprile 96,
questa difesa nei prossimi giorni sarà in condizioni di provare attraverso 8 documenti, anche dico sulla credibilità oltre che a prova contraria, della insussistenza di alcuni fatti che sono stati riferiti da questi collaboranti. Pertanto ci riserva da parte nostra, vi prepareremo un indice, così sarà facile consultare questi atti di cui io verrò in possesso da qui a qualche giorno. Va bene, signori, buonasera, venerdì.